Telecom, no? Certo, buongiorno a voi e grazie per l'ospitalità. È un problema del Paese, non è un problema del Parlamento. Pensare che manca totalmente una politica industriale, che un'azienda tra le più grandi italiane venga sottratta all'insaputa di tutti. Le dichiarazioni del governo sono allarmanti, non sapevamo, ce ne siamo accorti alla fine e comunque non saremmo potuti intervenire perché è un'azienda privata. Io credo che non sia possibile affrontare il problema delle grandi aziende italiane lavandosene le mani come Ponzio Pilato, quello che sta accadendo. Tra l'altro si parla con molta forza di 16.000 esuberi, di tutto un problema che riguarda anche intercettazioni, intervento quindi nella vita dei cittadini italiani che viene ceduta alla Spagna, e credo che questo meriti un'attenzione da parte del governo che anche in questo caso purtroppo dimostra una sua forte incapacità. Messina, devo dirlo anche a lei però, stiamo, come dire, chiudendo la stalla quando i buoi sono scappati, perché tutti gli interlocutori che ho sentito in questi giorni hanno ammesso poi fuori dalle dirette, beh, questo si sapeva che finiva così Telecom, lo si sapeva da tempo. Ma il problema è che alcuni sapevano e non hanno detto nulla, la maggior parte degli italiani non sapevano assolutamente niente, si sono svegliati, coricati la sera parlando italiano e la mattina hanno scoperto di dover parlare spagnolo, quindi a maggior ragione è ancora più grave la responsabilità di chi sapeva, ha fatto finta di nulla e oggi si sveglia senza poter far più niente. Questo è il problema vero. Dico, ce n'è un altro di questi temi, si comincia già a parlare, ma è probabile che sia come Telecom, cioè che quando se ne parla già il dado è tratto di Alitalia, perché Air France vuole aumentare... l'altro argomento, Air France oggi ha fatto un po' marcia indietro. Però già da questo si denota che probabilmente qualcuno sa già che tutto è compiuto, no? E non è possibile. Dico, stiamo svendendo l'Italia e non si capisce a chi e per quale motivo. Parla come Grillo però lei, Messina. No, non parlo come Grillo, parlo come tutti i cittadini che vedono depauperati il loro patrimonio nazionale mentre non riescono più ad arrivare a fine mese, non ci capiscono più.